Oggi è lunedì 21 giugno 2021. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. Il 21 giugno 1280. Il marchese del Monferrato Guglielmo VII, signore di Ivrea e re titolare di Tessalonica, uno stato fondato dopo la Quarta Crociata, dopo aver esteso con varie campagne militari il suo dominio su buona parte del Piemonte, si trova ad affrontare la campagna decisiva per fronteggiare la ribellione delle città di Alessandria e Asti al suo potere, divenuto nel tempo smisurato. Le sue mire, giustificate con la pretesa di privilegi rivendicati dai suoi antenati, erano state fino ad allora favorite dal successo delle sue campagne e dalla sua capacità di cambiare alleanze al momento giusto per ottenere i suoi scopi. Per sottomettere i territori piemontesi, Guglielmo prima si era schierato con i francesi e con la Chiesa, poi si era alleato con il re di Sicilia Carlo I d'Angiò, assecondandone le pretese su molti territori italiani, salvo poi cambiare nuovamente posizione quando le fortune degli Angioini erano iniziate a declinare. Aveva stretto così un'intesa con la fazione più anti-angioina, rappresentata da Alfonso X di Castiglia, proclamatosi erede del Sacro Romano Impero, del quale aveva anche sposato la figlia, Beatrice, in seconde nozze dopo essere rimasto vedovo. Le scelte di Guglielmo VII gli procurano, nonostante i suoi successi militari, molti nemici. Fra di essi i conti di Savoia, che appoggiano la rivolta di Alessandria e Asti. Durante la conseguente campagna militare, Guglielmo viene sconfitto dalle truppe del conte Tommaso III di Savoia e viene da lui imprigionato. Per ottenere la libertà viene imposto a Guglielmo di pagare un riscatto in oro e di cedere diversi territori posti sotto il suo controllo. Il 21 giugno 1280 il marchese Guglielmo VII del Monferrato cede quindi Torino e un'ampia zona circostante al conte Tommaso III di Savoia, che così inizia da allora a legare al suo casato i destini del capoluogo piemontese e, successivamente alle vicende che vedranno protagonisti i suoi discendenti, dell'Italia.